In questo video parliamo dei sintomi neurologici della cervicale. Molte persone mi chiedono se il mal di testa può essere collegato alla cervicale. Assolutamente sì. Parliamo di cefalea tensiva in questo caso. L'emicrania può essere collegata alla cervicale. Indolenzimento che va alle spalle, ai trapezi, magari direttamente fino alle braccia. Ci potrebbe essere un senso di debolezza alle braccia, formicolio alle mani, perdita di memoria nel breve termine, difficoltà quindi di concentrazione, di focus, insonnia, ovviamente c'è rigidità muscolare, tensione muscolare, andare poi anche a degrinare i denti durante la notte, serrare la mandibola, tutta questa parte può essere tesa. Questi sono sintomi neurologici, tutti i sintomi sono neurologici, ma li chiamo più pseudoneurologici, perché possono essere dati anche da problematiche che non sono strutturali, cioè non è necessariamente un'ernia o una protusione che crea questi sintomi, è il sistema nervoso. Ovviamente, se c'è stato un impatto, c'è stato un incidente stradale, è giusto verificare se ci siano delle malformazioni date da impatto o che possono essere considerate a causa appunto dell'incidente. A quel punto si dovrebbe poi verificare se ci vuole o no un intervento chirurgico. Nella maggior parte delle volte questo non è necessario e si risolve attraverso un periodo di mobilizzazione degli arti, dell'arto, insomma della parte sopra del collo. Se invece la problematica non è più acuta, quindi ha sorpassato i 3 mesi, molto probabilmente bisogna andare a considerare tutto l'aspetto mentale, tutto l'aspetto, diciamo, di carattere, di stile di vita. Nella maggior parte delle volte, entro i 3 mesi, questi dolori si risolvono da soli, quindi non c'è bisogno necessariamente di interventi di manipolazione o di massaggi. Certo che possono aiutare. Quando diventano dai 3 mesi in su, bisogna considerare un percorso più olistico, considerando quindi mente e corpo insieme. Spero di averti aiutato con questo video. Se ne vuoi sapere di più, visita il mio canale YouTube, perché parliamo di cervicalgia cronica e di metodi mente-corpo per ritornare a stare bene, metodi naturali. Alla prossima!